voglio ricordare il disastroso terremoto del 1976 in Friuli, prendendo spunto da un vecchio album di fotografie riemerso dalle 1000 cose lasciate dai miei genitori che non ci sono più. Cose che i figli, con amore e pazienza, riordinano, catalogano, spesso scoprono o riscoprono. Da quell'album, inscatolato assieme a molti altri, emergono una quantità di fotografie che ricordavo vagamente e alle quali non avevo dato peso a suo tempo quando ero ancora un ragazzo. L'anno era il fatidico 1976. Io andavo verso i 16 anni e ricordo che mia mamma, Luciana Pugliese, calabrese di nascita ma friulana di adozione, allora 45enne, si recava di tanto in tanto da Tolmezzo, dove siamo vissuti dal 68 all'81, anno in cui ci siamo trasferiti a Udine, a Venzone, nei giorni dopo il terremoto. Lo faceva per toccare con mano la situazione dei luoghi più devastati, per dare un aiuto come poteva e per registrare a modo suo la sua testimonianza. La fotografia era una passione che lei affiancava alla pittura, nella quale eccelleva. Ma lo faceva senz'altro anche per i suoi figli. Io ho un fratello maggiore, Luca. Tuttavia, devo confessare, oggi me ne dolgo un po', ma cosa posso farci ormai, che non ricordo un mio particolare coinvolgimento emotivo all'epoca, non a livello conscio almeno. C'era paura, certo, e preoccupazione, ma per il resto ho solo reminiscenze opache o poco significative. Sarà allora il fatto che come famiglia non subimmo particolari danni, che a Tolmezzo il dramma non era pari a quelli dei centri martoriati dalle perdite più consistenti e tragiche, che fra i morti non contavamo parenti o amici fra i più cari, e sarà anche che da adolescenti si tende, ma non è il caso di tutti ovviamente, a vivere gli eventi, specie quelli più angosciosi, con un livello di consapevolezza ridotto, forse anche per una forma di autoprotezione. Sta di fatto che solo nei decenni successivi ho costruito oppure fatto riemergere un po' alla volta il mio sentire riguardo al sisma del 76, prendendone coscienza a livello interiore e cercando di trasmettere quei fatti e quella memoria alle mie figlie, anche fra le altre cose visitando Venzone e Gemona. Le fotografie scattate da mia mamma a Venzone mi hanno catapultato un'altra volta all'indietro allora e le ho guardate, meglio ancora vissute, con occhi alquanto diversi rispetto a quelli di tanti anni fa. Sono occhi più miopi e più fragili, ma decisamente più consapevoli e sani, penetranti ed efficaci nello sguardo che conta, cioè lo sguardo che scruta all'interno e nel profondo. Di fotografie scattate a Venzone ne esistono a iosa e so che quelle di mia madre hanno un significato unico soprattutto per me, suo figlio. Non di meno, credo che gli ascoltatori e coloro che guarderanno il video non rimarranno indifferenti. Sono anche queste, al pari di altre, immagini che parlano da sé, perché dicono, e mi scuso per un po' di retorica, più di tante parole. Ne propongo qui necessariamente solo alcune, ma per chi lo desidera metterò volentieri a disposizione le altre. L'eccelso lavoro di restauro architettonico ed artistico, la meticolosa opera di ricostruzione pietra su pietra, l'esemplare rinascita morale ed economica, ecco, questo ed altro hanno fatto di Venzone quello splendido esempio di valore civico e di alto senso del dovere, meritevole dell'ammirazione, della riconoscenza della nazione tutta. Ciò che è valso al paese sia la medaglia d'oro al merito civile, sia, nel 2017, il titolo di borgo più bello d'Italia nella competizione Borgo dei Borghi, indetta dal programma televisivo Alle falde del Kilimangiaro. Ma il percorso di memoria, resilienza, ricostruzione, rinascita non deve mai fermarsi nelle menti e nei cuori di tutti per dare un senso tanto a ciò che è stato quanto al nostro sentire di oggi e di domani. Già, perché dal 76 il Friuli, dopo essere stato scenario di un vero e proprio miracolo di ricostruzione, è profondamente cambiato e il terremoto del Friuli non esiste nel bagaglio d'esperienza di coloro che sono nati dopo il 1976 oppure di coloro che sono venuti da fuori. È inevitabile chiedersi allora come andrebbero oggi le cose,
perché dimenticare è facile e difatti quel terremoto pare ormai un mito, perché ci scordiamo che in questo territorio i terremoti ci sono sempre stati e sempre torneranno. E chissà se a livello non solo edilizio, dove comunque senz'altro molto è stato fatto, ma anche e soprattutto morale, sociale e istituzionale, saremmo pronti qui ad affrontare con coraggio e con successo una nuova emergenza di quel tipo. La celebrazione, dunque, non deve essere una memoria passiva, ripetitiva, come quando si ricordano, che so, il patriarcato d'Aquileia o i Longobardi. Quello con il terremoto, infatti, come dicevo, è un appuntamento ricorrente, ci piaccia o meno, è così.